Buongiorno a tutti, sono Walter Lucca, il titolare della pizzeria e ristorante Luna Nuova a San Donà di Piave. Volevo invitarvi oggi per farvi assaggiare un piatto tipico delle nostre zone che unisce il mare e la campagna. Per questa occasione serviremo delle seppie di barena molto piccole, pescate con un sistema di pesca limitato ma che non rovina il pesce, cioè sono di nassa, quindi il pesce non verrà né rovinato durante la pesca, e lo uniremo con una farina bianca dente di cavallo tardiva, una farina molto particolare che sono più di 100 anni che non viene riprodotta. È una farina che si può dire anche in estinzione. È una farina molto particolare in quanto tardiva, sviluppa una parte zuccherina molto alta, cioè il maltosio, perché resta sulla pianta per più di un mese e mezzo, in confronto a un'altra farina come il biancoperla, sempre zone nostre. La particolarità di questa farina, di questo mais, è che aveva una pianta molto ma molto resistente, soprattutto alta e robusta, perché ricordiamoci che nelle nostre zone, negli autunni piovosi e freddi, purtroppo cadevano tutto in acqua e si raccoglievano le pannocchie con la barca, perché c'era palude. Le nostre zone sono tipiche nei primi Novecento palude, Basso Piave non peraltro. Questo tipo di fusto, questo stocco molto robusto e alto, permetteva invece la maturazione fuori acqua delle pannocchie del frutto. Questo dà origine a una polenta molto più dolce, molto più saporita e naturalmente più facile da conservare, anche perché meno aggredibile dalle muffe. Questa ricetta prevede le seppie che andranno mondate, pulite, private della pelle, degli occhi, della bocca, e vanno pulite in modo molto semplice. L'importante è riuscire a recuperare la vescica, che sarebbe questa. Io adesso ne ho già recuperato un paio. Questa vescica che poi andremo a mettere a fine cottura, che dà il tipico colore nero. Questa ricetta, non prendete paura del colore un po' insolito, ma per gli amanti del pesce sarà una vera lecornia, perché si sente esclusivamente il sapore del mare. Iniziamo quindi con scaldare un pentolino. Usiamo olio extravergine d'oliva, possibilmente molto delicato, perché la seppia ha un gusto delicato. Aspettiamo che si scaldi leggermente e intanto prepariamo uno spicchio d'aglio in camicia. Questo si è rotto. E lo rosoliamo in padella con un po' d'olio. Appena inizia a soffriggere uniremo un po' di cipolla rossa di Verona, sempre dolce, e uniremo le seppie. Una volta unite le seppie portiamo avanti di cottura, sfumiamo con un po' di vino bianco secco, possibilmente sempre nel Veneto, e poi aggiusteremo leggermente di sale alla fine. Se volete potete aggiungere un po' di salsa di pomodoro, diluendola o con acqua o con il nero dei fegatini, delle viscere delle cose. Io aggiungo sempre anche un po' di peperoncino fresco, per un gusto mio personale. Adesso rosoliamo per bene la cipolla. Appena la cipolla si è imbiondita, non di più, che non deve superare la temperatura, aggiungiamo le seppie. Se volete, se le trovate un po' più grandi, non mettetele intere, ma tagliatele a striscioline in questo modo. Non appena le seppie iniziano ad arricciarsi, vedete che ha preso temperatura, sfumiamo un po' con il vino bianco.
e lasciamole asciugare. In questo momento prendete le vesciche della seppia, se potete stemperarle o con un po' di acqua calda o con del vino, e le aggiungete con un po' d'acqua, appunto, sulle seppie e anche un cucchiaio di pomodoro. Le schiacciate con il dorso in un cucchiaio e vedrete che il risultato sarà questo. Ok. È una pietanza facile da cucinare, in un quarto d'ora, 20 minuti riuscite a prepararla, quindi anche veloce. Eventualmente fate pulire dal pescivendolo il pesce, così siete molto veloci. Potete farla servire sia come secondo che come primo, perché anche una buona pasta, un buono spaghetto con nero di seppia è sempre buono. Adesso a vostro gusto aggiungiamo un po' di pepe fresco. E un pizzico di sale, in quanto basta. Per la preparazione di questo piatto, appunto, usiamo la polenta bianca, dente di cavallo tardiva, ripeto, è importante la tardiva, in quanto la riconosce come una polenta molto dolce, molto grezza, con una parte molto ruvida all'interno. E abbiamo preparato delle decorazioni da abbinare. Dei petali di pomodoro, sono semplici, la buccia di pomodoro viene inciso, sbiancato, cioè fatto bollire leggermente in acqua calda, poi viene pulito e messo subito in ghiaccio e passato nell'essiccatore. E otterrete questo risultato che assomiglia a un petalo. Una cosa molto simile, ho fatto una purea di carote e dopo sempre essiccata nell'essiccatore, una cosa molto dolce. E qui abbiamo del sale al sedano, semplicemente frullando sale e sedano e facendo asciugare. Coprite e lasciate cucinare per un quarto d'ora. Ecco, la polenta è pronta. Ricordo che è una polenta bianca, dente di cavallo tardiva, una polenta ormai estinta da 100 anni, perché per l'ironia della sorte era stata reputata, essendo tardiva e facendo un po' di muffa, era stata reputata la responsabile della pellagra, cosa molto errata, prima perché noi sappiamo che non è indicato dalla polenta o dalle muffe, ma perché a livello storico nelle nostre zone questa polenta invece era molto più resistente, molto più resistente alle intemperie, perché aveva uno stock, un fusto molto più alto, più resistente alle intemperie, al vento e all'acqua. Noi, le nostre zone sono paludose, origine paludosa, sono state bonificate nei primi anni del Novecento e prima si andava a raccogliere il mais solo e esclusivamente con le barche, quindi un altro tipo di cereale in questo caso sarebbe caduto in acqua e ammuffito molto di più o marcito. Questo invece dava sia un prodotto più salubre e dava anche la possibilità di avere il doppio del foraggio per gli animali e i contadini. Quindi la perdita di questa tipologia di mais non è stata ben vista dai nostri contadini una volta. Per fortuna il signor Celeghin è riuscito a recuperare qualche pannocchia e un po' alla volta sta cercando di riprodurre questa farina mai persa da 100 anni. Andiamo avanti nell'impiattamento. Faremo una goccia di polenta. Andiamo a stenderla con un cucchiaio sulle pinze. Andremo a posizionare una per una o a striscioline come avete fatto queste seppie
col suo nero. Per colare un po' sbricioleremo un po' di rosso della carota, un po' di petali che danno l'altezza e la proporzione al piatto, e per non farci mancare niente dei colori, un po' di sale al sedano. Naturalmente con questo piatto non potremo altro che consigliare un vino delle nostre zone, e quale altro vino ci rappresenta meglio che un prosecco del consorzio di Valdobbiadene, dell'azienda Tormena, un'azienda di due fratelli, un'azienda agricola che lavora in un sistema molto buono, che adesso vorrò assaggiare. Ecco a voi signori, buon appetito.